8 agosto 2026, siamo vicini al Passo Falzarego dopo Cortina d'Ampezzo, rifugio di Bona, in partenza per la cima della Tofana di Rozes, lì su. Sentiero 403 del CAI, direzione vetta della Tofana. E noi passeremo lì in mezzo, sui gradoni fatti dai tronchi. Ex rifugio Cantore. A esattamente un'ora dalla partenza dal rifugio di Bona, eccoci al rifugio Giussani. E ora cima Tofana de Rozes, da questa parte. E su di là. Comincia il tratto finale verso la cresta sommitale, da giù il Giussani, e qui la coda della gente che viene con noi. Da quota 2800 metri in su, fondamentale seguire gli ometti perché non si può sbagliare perché si va verso la cima e amen. Però la via più facile è contrassegnata dagli ometti. 3000 metri raggiunti e adesso ci sono gli ultimi 200 per arrivare in vetta. E dobbiamo correre prima di questo nuvolone. Ed eccoci che arriviamo alla cresta sommitale della Tofana di Rozes. Ed eccola qui in tutto il suo splendore. Ed ecco qui il sentiero che dovrebbe essere quello della ferrata Lipella. Si intravede la croce di vetta, pochi metri alla vetta
l'aria si fa più rarefatta, siamo quasi a 3200 metri. Ultimo sforzo, praticamente 2 ore e mezza in cima. Tofana di Roses Speedy. Grande Angelo, grande. Spettacolo. Cima della Tofana di Roses. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah. Now I cannot picture my life being without you. You're the center of my life. I know we can't predict the future. Baby, I won't lose you. You know that I will stick around. Yeah, I will stick around. No, I won't let you down. I promise you that I'll hold on. Scendiamo dalla cima della Tofana di Roses, si apre a sprazzi il panorama sulla Tofana di dentro e Tofana di mezzo, lì tutta la valle di Fanes, Senes, Braies, di Etro. Qui davanti abbiamo il Lagazzuoi con il rifugio Lagazzuoi lì in fondo. Lì in fondo si vede adesso il gruppo del Sella, Izboe. Lì dietro a quella nuvolona c'è la Marmolada e noi siamo arrivati da lassù. E adesso developpiamo e torniamo verso il Giussani. Sun will shine. The sun will shine.
2760 metri di quota. Come per l'andata anche il ritorno è abbastanza alternativo, cioè si fa strada facendo, non c'è una via unica ben visibile, ci sono moltissimi ometti in direzioni opposte e quindi basta scegliere la via agevole, sicura, dove ci si sente più a proprio agio. Però bisogna dire che ci sono i bollini blu sbiaditi fino a quota 2008, poi non si vedono più e poi si va un po' a naso. Le tracce ogni tanto si vedono benissimo come queste, altre volte invece sono un po' più nascoste ma accompagnate dagli ometti. Vicino all'ex rifugio Cantore, ecco la grotta di avvistamento con direzione Fanes e lì in fondo le tre dita lì. Spettacolo, postazione di vedetta. E qui dietro i resti dell'ex rifugio Cantore ci sono altri resti di baracche, resti di lattine, latte, pezzi di scarponi, tutti della prima guerra mondiale. Ed eccoci di ritorno dalla via normale alla Tofana di Rozes. Abbiamo fatto appunto la via normale, bisogna stare attenti sia alla salita che alla discesa, tanti ometti sparsi, scegliere la via che più si aggrada, insomma, ecco. Bellissima escursione, Speedy Express, quindi Tofana di Rozes Express, meno di 2 ore e mezza per la cima. È stata una avanscoperta per il prossimo obiettivo, che sarà rifarla con la ferrata Lipella. Grazie mille Angelo per la compagnia e Grazie Paolo, come sempre. grazie a te e alla prossima avventura.